You come here, ass fuck. Buonasera. Va. Grazie. Buonasera, dottore. Bello essere. Senta qua. Vabbè, ma... È bello perché alcuni li riconosco, hanno seguito i miei... Ha già le groupies qua, Ho seguito I suoi consigli. dei consigli online, web, vi ringrazio perché vi sento molto vicini e quando si può aiutare le persone. Certo. Lei è anche su Instagram? Anche su Instagram, esattamente. Come ho redatto nel mio ultimo libro, Sì. il Comitato Mondiale per l'Alimentazione ha reso ufficiale, purtroppo, con il cambiamento del modo di mangiare ai giorni nostri, che le farine normali Sì. hanno inficiato, hanno rovinato e portato alcune popolazioni all'obesità. Ah, vede. Pertanto, un consiglio che ho dato anche oggi pomeriggio, che per chi mi ha seguito via web, di optare sul riso che ha un impatto glicemico minore, Sì. o sulle farine integrali. Ho capito. Pertanto, non dico sempre, non dico di non ascoltare la gola, però per un periodo, se riuscite, per purificarvi un pochino, eliminare i piatti. Presa via tutta la pasta fresca, tipo ravioli, gnocchi, pappardelle, Esatto. Pappardelle lasagne. buone, quelle che tiri su. Sì, ma quei bei piatti, quelli... Quelle che appunto... La carbonara, che è buona, maestro, quelle che non dovevamo... Che non se la griccia, la carbonara, quelle lì sono fantastiche. Proprio. Ma tutta la pasta fresca in generale. Tutto, perché se no che cazzo sono qua a fare? No. Se io vi do degli input e voi... allora uno fa quello che vuole, dice io spengo web, non ascolto il dottor Sereno, faccio quel cazzo che voglio, non faccia così, spacco la mano e gliela butto in mezzo al pubblico, ok? Allora uno fa quello che vuole e facciamo come facevo sbagliando io. E questi sono i risultati. È La cometa, vedi la una cometa. giacca illusoria. No, che illusoria! È illusoria al cazzo, è lei! È illusoria. No, prepariamo una roba che piace a me. Una roba che piace a me. I canederli. I canederli. Prendi il pane raffermo, la signorina chiede da quanto, signorina si faccia i cazzi suoi, quanto vuole. Se è raffermo può essere una settimana, non stia lì a cagare il cazzo stasera. Già ve lo spiego. È un Allora, gentleman. si impasta tutto, zitti! Zitti, si parla di alimentazione, non stiamo giocando, cazzo! Si impasta tutto, si impasta i canederli così. Il pane raffermo, formaggio. Cosa stava facendo? Un canederlo. Cosa stava facendo? Quella è Pulcino? Dragon Ball, cos'è la Pulcino? sfera di Dragon? Non gli do un pugno in faccia perché serve per la trasmissione. I canederli, impasti tutto. Fai l'erba cipollina, cipolla, pane, formaggio e poi arriva lo speck. Tanto speck. Ti fai aiutare dall'ultimo maiale che hai tenuto vivo. Certo. Proprio ti metti lì con lui. Quando sono pronti, lasci andare i canederli così, aprendo il brodo così, come Mosè. Apri il brodo della piscina, tutto fatto di brodo, fai entrare i canederli che proprio si guardano e dico, minchia, sono cazzi nostri. Perché Si richiude il brodo e tu devi controllare la cottura. Come fai? Metti il ditino? No. Il ditino lo spacchiamo. Certo. No? Vai dentro con la canoa, così. Come Pocahontas. Scusi, questo è un kayak, non è una canoa. È uguale. Così. Ok. A un certo punto, a parte il cagacazzo che vi ho detto nella ricetta, fermi! A un certo punto, i canederli sono pronti. Sì. Come li mangiamo? Con la bocca. Come li mangiamo? Con il cucchiaio. No, facciamo un qualcosa di più brillante, un po' swing. Li mettiamo nel lanciapalle da tennis. Ti metti in fondo alla cucina e il tuo amico spara così. Eccoci qua. È sfinente il primo. Vi chiedo scusa, ma Sì. siete veramente dei demoni. È un brighella lui. Lui è un brighella. Guardate.